Emilio da provincia di Milano, Prego Emilio. ecco, della classe del 43. Sì, dica pure. Io innanzitutto la rispetto e vedo che sta conducendo sempre bene le trasmissioni di Canale Italia e ho sempre guardato le vostre trasmissioni. Io ho telefonato per una cosa sola, fuori da questo ambito che è. Oggi sa che giorno è? È il 24 maggio, giusto o no? Sì, dovremmo fare sentire, no, mi rendo conto, ha ragione Emilio, certo per motivi generazionali più vicino a quella temperie, a quella cultura, a quella epopea, dovremmo far sentire, faccia finta che la stia sentendo, la canzone del Piave, vero Emilio? Chiediamo sì, perché non si vede nemmeno una bandiera di cantarla. No, il Piave mormorò, non mormorava, non passa lo straniero, pom pom. Emilio. No, perché con nemmeno una bandiera in giro si vede, dai. No, ha ragione, è vero che purtroppo, ma è anche fisiologico, più passa il tempo e più ci dimentichiamo di queste pagine così significative e importanti della nostra storia. Sì, no, perché ci ricordiamo solamente degli altri, Sì. quelli stranieri, non i nostri. Sì. Tutto lì, io mi scuso, se l'ho ritrovata. No, Emilio, non si deve scusare, siamo noi che ci dobbiamo scusare. Prima il professor Cevolin parlava della pigrizia, ecco, siamo un po' dovremmo, diciamo, sempre allenare, avere sempre questa specie di fitness, diciamo, della memoria, perché è una questione che riguarda proprio non soltanto il nostro amor proprio, ma riguarda la comunità, quindi è qualcosa che dobbiamo tenere viva la memoria, perché è fondamentale per il futuro, intendo dire, no? Quindi oggi faccia conto che abbiamo ascoltato la canzone del Piave, l'ho soltanto accennata un secondo, una canzone, quella della leggenda del Piave, che fu composta nel 1918, peraltro, no? Voleva dire qualcosa, professor Cevolin, su questo? No, volevo... La musica, testo e musica, lo ricordo, di Giovanni Gaeta. Volevo sottolineare la voce squillante del dottor Versace che invidio. Dai, adesso ve la canto un po' di più, allora facciamo così per completare, in onore, lo abbraccio forte di Emilio, no? Penso che vi associate, no? Sia il professor Cevolin che l'avvocato della Luna, vero? No, non mi associo. Non si associa, poi spiegherà il motivo del dissenso, però ve la devo cantare un pezzettino ve la canto, no? Grazie regia. Mate sponde, sommesse lieve il mormorio dell'onde, era un presagio dolce e lusinghiero, il Piave mormorò, non passa lo straniero, pom pom. Oggi questa locuzione, questa espressione potrebbe essere considerata razzista e politicamente scorretta. Avvocato della Luna? No, io a sostegno prima della critica che penso di conoscere dell'avvocato della Luna, vorrei sostenere Guareschi con Don Camillo e Peppone. Giovannino, leggendario. Peppone che gli scappa di dire la patria ai morti. Anarchico, diceva Giovannino Guareschi, che io ho amato molto in gioventù, anarchico il pensiero. Avvocato della Luna, il motivo del dissenso sulla canzone del Piave? Non le piace la musica? La partecipazione dell'Italia alla Prima Guerra Mondiale fu un atto stupido e vergognoso, degno dei Savoia. Ma è l'unica che abbiamo vinto, avvocato. Vinto, perché sono arrivati altri a sostenerci, ma non ce n'era bisogno. Sì. Fu fatto a tradimento dal re Vittorio Emanuele, con un grave errore di Giolitti che glielo permise, quando avrebbe potuto smascherare la cosa e far saltare le trattative che la Casa Reale, re sottobanco, faceva con la Gran Bretagna e Francia. La conduzione della guerra fu idiota da parte di Cadorna, portò a massacri inutili e alla follia distruttiva di Caporetto. Capisco. L'unica cosa decente di questa guerra è stata
la condotta del generale Armando Diaz, Diaz, che ma infatti, rimediò ma agli il errori che commise. Il generale ma- Armando Diaz. ma Caporetto è infatti citata, Caporetto, che è il simbolo di tutte le disfatte, diciamo, è citata nella canzone del Piave, perché a un certo punto fa: «Ai quanta gente ha vista venire giù e lasciare il tetto, poiché il nemico irruppe a Caporetto». Vedete? Ma C'è. il nemico non Caporetto sarebbe c'è. l'Austria? Non sarebbe stata nemica se l'Italietta non l'avesse attaccata più o meno a tradimento, quando la maggior parte del paese era contrario all'intervento militare e anche la maggior parte del Parlamento. E Giolitti avrebbe potuto fermare questa Ma follia, non la fermò. solo che non lo fece per ossequio alla monarchia. E poi si L'altro dovevano grande errore trovare. di Giolitti fu quello di aprire la strada a Mussolini Poi e sì, alla vabbè, Repubblica avvocato, poi ammettiamolo, dovevano essere messi a cimento e sperimentati i nuovi cannoni, cioè c'era anche lì come per il posso dire, un business, come c'era laboratorio, qui. no? Certo, c'era, E non a caso no, i fanti erano carne da cannone, si diceva. erano carne da eh, cannone. Furono mandati Pronto? Sì, e dopo ci salutiamo. Chi parla? Buongiorno, dottor Sari, Matteo da Torino. Matteo. Intanto le faccio i complimenti che è una bella voce. Io direi che dopo il lavoro da giornalista potrebbe fare il cantante. Infatti Complimenti comunque a lei, infatti si diceva una volta: canta che ti passa. che ti passa anche la paura, ti passa. Anche la No, fame io alle volevo- volte, no? anche la fame è difficile che ti Però una passa, volta si Perché canticchiava uno per che muore ingannare di in qualche fame, modo gli stimoli, che non ecco, vedo di i mettere crampi qualcosa in della bocca. fame. È così, è così, è Eh. così, Matteo. No, io volevo parlare un attimo per quanto riguarda la mala giustizia, per dire. Cioè lei come se pensario fa in Italia ci sono 1000 processi per dire di ingiustizia, di persone che vengono condannati innocenti. Cioè mi corregga se sbaglio. No, è Lei così, di prende fatto è anche, così. prende anche il caso per dire di quella persona, sardo, cioè 33 anni di galera. Sì, si chiama a cui Beniamino, il no, non suo lo re- citate, capisco che non tutti il sanno il nome, suo Beniamino risarcimento- Zuncheddu, il suo risarcimento, secondo per dire la giustizia 33.000 italiana, euro. quindi lo Stato italiano, 33.000 euro all'anno, lei si rende conto cosa vuol dire? Mi rendo conto, sì. E poi tenga presente anche un'altra cosa, la cosa che mi dà fastidio, nonostante per dire la mala giustizia, il nome del popolo italiano, io non mi voglio sentire responsabile. E quindi facciamo un bel La referendum. ringrazio. Matteo, facciamo un bel referendum. Che ne dice? Visto che lo promuovono per tante cose, formiamo un comitato referendario e facciamo, abrogando questa normativa, in nome del popolo italiano meno uno. Ok? Pronto? Ce ne abbiamo un'altra telefonata? No. A vostra disposizione. Concludiamo con questo. Che farete per il referendum, professor Cevolin? Ma io intanto volevo sul 24 maggio dire che le cose che ha detto l'avvocato, il collega Della Luna, sono giuste, però il 24 maggio è proprio, per certi versi, va nella direzione che è stata indicata, cioè no a Cadorna, arriva Diaz, cambia un po' la dottrina militare italiana e il paese un po' si unifica. Io sono un discendente, l'ho scoperto 10 anni dopo che mi occupavo di questa questione, di uno dei 4 fusilaz di Cercivento che Sì. sono stati fucilati perché hanno detto al comandante andiamo a prendere la mitragliatrice in un altro modo dopo 5-6 assalti massacranti sotto la mitragliatrice con tutti che morivano. Certo. E quindi ecco, il 24 maggio però è anche questo, cioè no Diaz, no il burocrate che fa morire No, Cadorna. no, Cadorna. Cadorna, no Diaz. No, Cadorna, ma arriva Diaz un cambiamento, ecco. Chiediamo anche per la magistratura italiana e per tanti gravi cose che accadono in Italia che vada cacciato Cadorna e che arrivi un Diaz. Sì. No, poi ovviamente qualcuno dirà: ma di che cosa state parlando? Sono cose della notte dei tempi, appartengono alla preistoria, no, avvocato Della Luna? No, la storia è un qualcosa che si ripete ed è sempre attuale, perché nonostante via Cadorna